A che punto siamo, Presidente, col brogliaccio? Ce lo state facendo in questi giorni? Ah, ce l'ho già pronto io il brogliaccio, nel senso che lo do e ce l'ho la lista dei... Cioè possiamo dire 5 priorità? Ma la lista delle emergenze è chiara, noi dovremo discutere sicuramente della partita e approfittare della presenza del Ministro per parlare di Porto Tolle, della TAV, ricordo che c'è la partita degli industriali anche che danno disponibilità, il tema della fiscalità rispetto alle opere pubbliche e poi abbiamo un'altra partita che la lascio come quarta perché vale anche per la quinta, l'ospedale di Padova. Presidente, scusa, sempre un tema di ministri, eccetera. Sì. Devo essermi sbagliato io a segnare in agenda, io avevo un incontro tuo oggi in agenda con Lupi. Sbagliato. No, è domani, peraltro ci va l'assessore Chisso, è un incontro preparatorio, ci va l'assessore Chisso, è un incontro preparatorio per cui poi faremo l'incontro ufficiale con le progettualità con i presidenti e basta tutto qua. E volevo dire un'altra roba rispetto alla Ius Soli, siccome qualcuno prima me l'ha chiesto. La partita di Ius Soli per noi è una partita importante. Continuo a sostenere che la maggioranza dei paesi europei, e lo si vede perché in queste ore fra l'altro quei dati che io avevo anticipato stanno diventando pubblici, è nella direzione dello Ius Sanguinis, cioè nel senso di dare la cittadinanza ai cittadini che sono discendenti da cittadini di quello Stato. E difendo con forza questo aspetto, non ho alcuna posizione ostativa rispetto all'integrazione degli immigrati nei nostri territori, però dobbiamo anche ricordare che l'Italia ha 5.000 km di coste, che è un'Italia dove la sanità viene garantita a tutti e dove è facilissimo arrivare, perché abbiamo anche una legge sull'immigrazione che qualche guaio ce lo crea, per cui è inutile mutuare esperienze internazionali, tipo leggo da qualche parte qualcuno stimola il dibattito parlando degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti prima di varcare la soglia ti fanno il check-up, la risonanza magnetica e l'attacco. Qui da noi si può arrivare senza alcuna assicurazione, ci si può avvalere di servizi sanitari, per cui immagino che se ci fosse un Ius Soli di fatto, cioè diventare cittadini semplicemente perché si nasce qui, avremmo il rischio di avere molti cittadini nati qui semplicemente per programmazione, cioè prendere un charter e arrivare qui, dopodiché se ne tornano a casa avremo degli italiani che non sanno nulla dell'Italia e parlano la loro lingua ma non l'italiano. Una denuncia che voglio fare invece, un'altra, che con l'attribuzione della cittadinanza dopo i 10 anni di residenza o i 18 anni per i ragazzini nati qui, alla maggiore età, voglio ricordare che l'attribuzione della cittadinanza mi risulta oggi non si faccia più con l'esame di lingua italiana, il che vuol dire, me lo dicono spesso gli operatori, che la richiesta di cittadinanza si traduce spesso in una raccolta di carte con una risposta pressoché sempre positiva, salvo precedenti penali, e che significa che noi stiamo dando sicuramente cittadinanza a cittadini che non sanno neanche l'italiano. In Italia è un tema sicuramente normato bene, però è altrettanto vero che non abbiamo un approccio così restrittivo come ad esempio c'erano negli Stati Uniti, avendo poi noi una difficoltà rispetto agli Stati Uniti, visto che vengono citati come elemento di virtuosità, che noi abbiamo 5.000 km di coste raggiungibili molto spesso con un gommone e non siamo come gli Stati Uniti che hanno di fatto hanno una vera e propria cortina a difesa dei loro confini.